Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. In questa puntata vi parleremo del sugato marzu. Alcuni lo hanno definito il formaggio più pericoloso del mondo. Con questo nome è stato anche inserito nel libro del Guinness dei primati 2009. Ma la verità, ad oggi, è davvero un'altra, perché non si evidenzia di patologie e disturbi direttamente connessi con il consumo di casu marzu. Noi siamo andati a Gavoi, nel cuore della Barbagia, tra monti, vallate e altipiani, e poi quei corsi d'acqua che rendono davvero unico questo centro dell'isola, e abbiamo cercato di raccogliere alcuni segreti legati proprio a sugato marzu. Che cos'è sugato marzu? È uno dei formaggi più autentici della Sardegna. Praticamente ha bisogno di tutta la naturalezza possibile del latte. È un formaggio che non viene fatto da noi, è la mosca casaria che agisce per fare questo prodotto. Il latte deve essere un latte naturale, non termizzato e non pastorizzato, un latte crudo e niente, ha bisogno di alcune temperature perché questa mosca agisca, crea questa larva che fa sì che avvenga il processo per attuare questo tipo di prodotto qua. Questa è una forma di fiore sardo. Il fiore sardo autentico, quello dei pastori, viene fatto dal latte di un unico gregge. Il latte non viene termizzato, è un latte crudo, praticamente viene cagliato dai 34 ai 35, massimo 36 gradi, cagliato con caglio di agnello, senza nessun trattamento particolare. Il latte deve essere di un unico gregge. Se è cagliato la mattina separatamente dalla sera, ancora meglio per fare un prodotto di eccellenza e di qualità. Solitamente in questo periodo non si trova. Quest'anno ci sono delle temperature più alte e quindi si trova ancora qualche forma, per fortuna, che possiamo degustare. Serve per accompagnare i nostri spuntini, serve per accompagnare le nostre feste. Purtroppo in questo periodo non possiamo farne, ci sacrifichiamo in pochi. Il processo di maturazione di sugato marzu dura dai 3 ai 6 mesi. Nonostante la denominazione di formaggio più pericoloso del mondo e il divieto di commercializzazione dell'Unione Europea, viste le norme igienico e sanitarie, nel 2004 questo formaggio è stato inserito tra gli oltre 4.000 prodotti agroalimentari tradizionali italiani dal Ministero delle Politiche Agricole, una certificazione che consente di avere una deroga rispetto alle norme igienico-sanitarie europee. Questa è una forma di casu marzu. Un formaggio andato a male è un formaggio putrefatto, puzzolente. Sono due cose completamente diverse. I vermi non sono queste piccole larvette che ci sono qua, ma sono delle cose veramente tossiche. Ovviamente il sugato marzu devi sapere da quale azienda proviene, chi l'ha fatto, tutto quanto. Non è che puoi andare a buttarti nel mercato globale. È un'autenticità. È un sapore molto forte, quindi per fare un giusto abbinamento devi spezzarlo con un sapore dolce, con un sapore fresco e un sapore dolce. Sempre dicevano al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, e noi lo abbiniamo sia con una confettura di pere oppure con una mostarda di pere e senape, perché il contrasto dolce, piccante e piacevole al palato. Poi solitamente in campagna un pezzo di pan bagnato, un pomodoro, del formaggio tra virgolette marcio è la fine del mondo. Però alla fine ci deve essere sempre un buon vino rosso. Quando si capisce, quando fai così col coltello, apri il tappo nella finestrella che già hanno fatto gli ospiti, vai a controllare e dentro c'è questo prodotto qua. Questo si spalma sul pane e poi ci puoi abbinare del miele, delle confetture, oppure lo puoi mangiare con un pomodoro, semplicemente così, accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso.
Non si trova in commercio perché viene definito, tra virgolette, illegale, ma è un prodotto di nicchia, sarebbe anche difficile da trovare in commercio perché le produzioni sono abbastanza limitate. Quando non c'è, sì. Si dice che in antichità, nella società pastorale sarda, si pensava che Sucaso Marzu fosse il frutto di riti magici e inspiegabili eventi soprannaturali. Riprendendo una citazione, chiudiamo così questa nostra puntata. Se non siete capaci di qualche stregoneria, è inutile che vi occupiate di cucina. Io vi aspetto sabato prossimo con una nuova puntata di Sardegna da Mare e ricordatevi sempre che chi ama la Sardegna viaggia con noi, viaggia con Sardegna Live.